Care amiche e cari amici della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, concludiamo il mese di marzo che abbiamo dedicato alla donna con il contributo di una giornalista, scrittrice, editrice, Pinuccia Di Gesaro. Pinuccia Di Gesaro ci spiegherà, ci illustrerà le sue ricerche storiche che sono state eseguite nel corso degli anni e che illustrano, raccontano, mostrano e ci spiegano la figura della strega e la storia di questa persecuzione che si è perpetrata nei secoli e precisamente soprattutto con grande accanimento e frequenza tra il 1300 e il 1800 in Europa ed in particolar modo nella zona della cosiddetta attuale Euregio, ovvero il Tirolo storico. Attraverso numerosi libri da lei scritti, frutti appunto delle sue ricerche, ma anche pubblicati dalla casa editrice di cui lei è l'ispiratrice, l'ideatrice e anche la cura e la segue dal 1980, Pinuccia Di Gesaro ci traccia appunto un percorso molto difficile. Quindi, tornando indietro dallo stereotipo degli cliché che ancora oggi sono presenti e documentati nel libro con cui abbiamo aperto il mese e faccio riferimento appunto all'indagine fotografica e sociologica del libro la donna di oggi, santa o sgualdrina, arriviamo invece a questa analisi storica di Pinuccia Di Gesaro relativamente alla stregoneria e in particolar modo alle streghe in Tirolo, Alto Adige, Trentino e quindi in un contesto storico diverso e di alcuni secoli fa. La stregoneria era un reato riconosciuto dalla giustizia, riconosciuto dalla Chiesa, riconosciuto anche dalla morale sociale, da un sentimento e da una consapevolezza sociale, condivisa e perpetrata. Il guaio è che questa stregoneria era particolarmente condannata e condannabile anche laddove si prefigurava in atteggiamenti e azioni assolutamente innocenti, ma male interpretate, a danni della donna. Ecco, quindi sempre laddove si sposava con la figura femminile diventava una occasione di accanimento nei confronti delle donne, le quali venivano ingiustamente torturate, seviziate e infine, dopo un processo, anche definitivamente condannate spesso anche alla morte. È molto interessante questo percorso, non voglio aggiungere altro se non ricordare che Pinuccia Di Gesaro è una persona appunto molto attiva sul territorio, ma la cui attività culturale e intellettuale è riconosciuta anche a livello nazionale e a livello europeo. La sua casa editrice appunto dal 1980 si occupa con grande particolarità anche sull'aspetto locale ed in particolare sui saggi e pubblica saggi di interesse storico con un focus sulle autonomie e sulle minoranze. Numerosi, centinaia sono i titoli, vi ricordo però appunto quelli particolarmente legati all'attività di ricerca di Pinuccia Di Gesaro, che sono Streghe, l'ossessione del diavolo, il repertorio dei malefizi e la repressione. Caccia alle streghe in Italia tra il XIV e il XVII secolo, i giochi delle streghe e infine le streghe dolomitiche, i processi in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Buona visione, buon ascolto e un arrivederci a presto a tutti voi. Dunque, siamo nel XXI secolo, siamo nel 2021 e ancora parliamo di streghe. Perché mai? Ma perché? Semplicemente perché le streghe
per 5 secoli, dal 1300 al 1800 pieno, sono esistite in Europa, quindi anche in Italia, sia per le leggi per il potere statale, sia per il potere della Chiesa, sia per la mentalità corrente, sia per la mentalità della gente, tutti ci credevano. Anni fa, quando cominciai a studiare e a girare per gli archivi, non solo italiani ma anche austriaci, germanici, francesi, sono stata parecchio in giro per l'Europa, ero spinta dalla curiosità di capire per quali motivi istituzionali molte donne furono torturate, condannate, bruciate e impiccate in quanto streghe. Dopo aver indagato anni e anni, ho scritto diversi libri e oggi mi infastidisce moltissimo la confusione che esiste tra l'idea che le streghe siano stati personaggi fiabeschi. Le streghe, se tu parli con qualcuno, pensa magari che siano personaggi fiabeschi e non donne effettivamente vissute, donne che in non si sa quante, non si saprà mai quante, uno storico americano ha stabilito che devono essere state circa 9 milioni ad essere condannate e bruciate o uccise anche in altro modo, non solo attraverso il rogo. Un altro storico scende dai 9 milioni a 3 milioni, un altro ancora dice che furono alcune centinaia di migliaia. È sempre comunque un fatto che ha coinvolto l'Europa per 5 secoli in maniera totale dal punto di vista istituzionale e culturale e della mentalità. L'ideologia di fondo, l'ideologia di base che spiega non alla gente ma ai demonologi, agli scienziati del tempo, quale sia l'idea di base dell'essere strega, è stata scritta da 2 inquisitori domenicani tedeschi, Jakob Sprenger e Heinrich Institor, che scrissero il Malleus Maleficarum. Cosa vuol dire Malleus Maleficarum? Malleus vuol dire martello, Maleficarum vuol dire delle streghe. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che hanno scritto quel documento enorme, poderoso, un volumone enorme che non è mai stato tradotto tra l'altro in italiano, che spiega chi sono le streghe. Quando questi 2 domenicani scrissero questo documento? Lo scrissero dopo il 1487, perché Papa Innocenzo VIII emanò una bolla che definiva la stregoneria come la nuova eresia e poi concesse, praticamente diede il Massimiliano d'Asburgo, l'imperatore dell'epoca, diede l'appoggio imperiale a coloro che avrebbero voluto o comunque appoggiare i 2 inquisitori nello scrivere quest'opera. Insomma, questi 2 inquisitori ebbero da un lato la bolla papale che autorizzava a scrivere di questa nuova eresia, dall'altro il potere civile, il potere statale che li appoggiava in modo che nessuno avrebbe potuto contrastarli. Il Malleus è un'opera, come dicevo prima, mastodontica, che stabilisce che l'essere strega si concreta. Essere strega è un fatto complessissimo, ma si concreta con il patto con il diavolo. Cos'è il patto con il diavolo? Io vi leggo qua brevissimamente una breve sintesi. Che cos'è il patto con il diavolo? A pagina 137 me lo sono segnato: il patto con il diavolo, che può essere pubblico o può essere anche privato. Come le streghe stabilisce il patto con il diavolo, come, in che modo le streghe si danno ai diavoli. La strega si dà effettivamente al diavolo con un patto, ragazzi, con un patto fisico. I diavoli possono essere incubi o succubi. Poi, quali sono le stregonerie che si possono fare per mezzo dei sacramenti? Come come vengono trasformati gli animali dalle streghe? Cos'è il diavolo in corpo? Come la strega porta dentro di sé il diavolo? Tutto questo provato dalla Chiesa e dei massimi scienziati europei. Poi gli indemoniati su richiesta delle streghe e i posseduti.
gli indemoniati. Le streghe procurano ogni genere di malattia. Le streghe possono procurare qualsiasi malattia. Malattie particolari prodotte, ingenerate dalle streghe. Le streghe erano specialissime nell'uccidere i bambini. Pensate cos'era la mortalità infantile una volta? Erano le streghe che uccidevano i bambini. E perché uccidevano i bambini? Perché offrivano questa creatura al diavolo. Poi, quali erano i malefizi contro gli animali? Anche gli animali si ammalavano, gli animali avevano un'importanza per l'economia agricola straordinaria. Erano le streghe che facevano uccidere, che facevano morire gli animali delle malattie che procuravano loro. Poi le streghe procuravano danni con il tempo, facevano venire la grandine, la tempesta, facevano cadere dal cielo addirittura sassi di grandine enormi. E poi i malefizi che facevano gli stregoni, perché una cosa che forse non è mai stata abbastanza chiara è che le streghe, non esistettero solo le streghe, ma anche gli stregoni, ma gli stregoni si differenziano dalle streghe, fanno altri tipi di malefizi. Gli stregoni operano più che altro, oggi diremmo, nella comunicazione, nel linguaggio, nei rapporti sociali, mentre le streghe più sul materiale, sulle medicine, sulla cucina, sulle malattie, eccetera. Questo in sintesi, in una sintesi più che estrema, di che cosa si occupa questo Malleus Maleficarum. Ecco, poi vi dico molto, molto rapidamente che il 500, il 600 e il 700 sono anni in cui i processi nell'Europa occidentale, cattolica e protestante, accesero migliaia e migliaia di roghi. Allora vi leggo sempre da questo librone qua, ho compilato l'Atlante dei roghi, in Europa, quelli che io sono riuscita a documentare, pagina 393, eccoci qua, pagina 393. Io ho messo gli stati in ordine alfabetico perché mi era parso il modo più pratico, insomma, per ordinare questa materia. Quindi allora, prima ho messo l'Italia, poi l'Austria, adesso non vi sto a leggere dove questi processi, però io per ogni processo ho messo sulla base dei documenti dove avvennero, laddove ci sono i nomi delle persone, e le sentenze qualche volta mancano, qualche volta sono andate perse. Austria, Belgio, Lussemburgo, Francia molto molto devastata dai processi, Francia, Germania non finisce mai, Germania, Gran Bretagna, Olanda, MNO, Romania, Svezia, Danimarca, Svizzera. Ecco, questi sono Ungheria, ho fatto anche una bella raccolta delle immagini dell'epoca, ce ne sono di stupendi, di pittori meravigliosi. Ecco, e poi ho fatto anche la tabella dei processi del Tirolo che ho letto. Io del Tirolo ho letto 100 processi, anzi, se devo essere precisissima, sono 99. E li ho messi questi in ordine di tempo, dal 1206 Egna, Bressanone, 1400 Merano, Castelpergine, Innsbruck. Il Tirolo comprendeva sia la parte tedesca che la parte italiana, arrivava fino oltre Rovereto, come sapete, no? Val di Fiemme, la Val di Fiemme fu devastata, ve ne parlerò in particolare dopo. Val di Fiemme, di nuovo Innsbruck anche devastata dalle streghe, Altipiano del Renon, Val di Fassa, Zillertal, vado veloce, Val di Non, è stata processata tutti i paesi, 22 paesi della valle. Ogni paese è stato esaminato, tutte le persone che potevano incutere sospetti sono state processate. Val di Non, Schwaz, Fassa, di nuovo Bressanone. Sono 99 che ho letto. Non so, Cornedo per esempio, un processo lunghissimo, sentenza, la madre condannata al rogo,
bruciata viva con il suo sacco delle polveri, la figlia decapitata e poi bruciata, i 3 fratelli Koller radiati dalla giurisdizione sotto pena di morte, Valpusteria, Bressanone di nuovo, Rodengo, Nogaredo nel Trentino come sapete, Primiero, Castellano, Piazzo Aldeno, Villa Lagarina, insomma sono 99, l'ultimo finisce con la S, Sonnenberg. Ecco, questo è l'Atlante dei roghi nostri, tirolesi, insomma, ecco. Quando questa tragedia comincia a volgere a termine? Ebbene, è la Granduchessa, che non fu imperatrice, anche se dicono tutti l'imperatrice Maria Teresa. Maria Teresa non fu mai imperatrice, era suo marito l'imperatore. Però era una donna autorevolissima, molto colta e molto autorevole, come dicevo prima, che ha scritto, ha inciso molto nella vita dell'impero. Insomma, la Maria Teresa d'Austria ha avviato la fine di questa tragedia, mentre è suo figlio, l'imperatore Giuseppe II, che pone fine con una legge precisa ai processi alle streghe. Dice che non può essere una persona, non può essere condannata per stregoneria. Stabilisce questo. E vi leggo anche qui il passaggio storico su streghe dolomitiche, pagina 40. Ecco, vi leggo questi 2 passaggi. La svolta impressa da Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa d'Austria scrisse nell'introduzione alla sua patente, scrisse una patente, che non è la patente di guida nostra, è un documento del 1766, quindi seconda metà del Settecento, di aver rivolto l'attenzione, queste sono le parole che io ho tradotto dal tedesco, di aver rivolto l'attenzione al lagrimevole argomento delle streghe, disponendo che le sentenze relative ai processi di stregoneria fossero sottoposte a lei medesima, che avrebbe voluto esprimere un'opinione. Maria Teresa esprime la convinzione in questo scritto che, parole sue, molti pregiudizi infondati, chiuse le virgolette, erano stati alla base dei processi alle streghe. L'imperatrice non esclude ancora però la realtà della stregoneria. La Constituzio Criminalis Teresiana, che è altro documento suo, mantiene infatti le disposizioni sulla stregoneria, ma molto, sentenzia Maria Teresa, aperte le virgolette, parole sue, molto è da attribuire a dicerie malvagie, a truffatori millantatori, a fantasti bisognosi di cure mentali. Come accennavo prima, Giuseppe II, il rivoluzionario imperatore che le succede, rivoluzionario illuminista, cancellò dal codice penale il delitto di stregoneria nel 1787, siamo alle soglie dell'Ottocento. Con Giuseppe II, infatti, il Tirolo vivrà il periodo di più intensa atmosfera illuminista. Sarà lui ad abolire la servitù della gleba, tra l'altro, interessantissimo questo, nell'impero, e ad affermare che tutte le professioni di fede, pensate, dire questo all'epoca, dire tutte le professioni di fede hanno pari dignità. Intanto, sapete cosa succedeva intanto? Intanto Goethe, non un reazionario, una persona, un poeta che ancora oggi ricordiamo, intanto Goethe faceva il suo viaggio in Italia. Pensate alla concomitanza di questi fatti. Da un lato si dice basta processi alle streghe, dall'altro abbiamo Goethe che scrive il suo viaggio in Italia, insomma, vabbè. Di 4 grandissime tornate processuali del Tirolo vi voglio leggere alcuni passaggi fondamentali. Allora, vi leggo qualche breve passo dei processi di Fassa, che durarono tra il 1501 e il 1505, dove fu impiegata moltissimo la tortura. Margherita dell'Agnola, questo era il suo nome, li ho letti questi processi, di molti ho i documenti, ho fotocopiato anche i documenti originali e li tengo nel mio studio. Margherita dell'Agnola, 14 gennaio 1505, di Cavalese, femmina diabolica, striga perfida,
Inimica fidei nostre et umane nature, compare davanti al vicario Zen, allo Scario, che è il giudice, e ai giurati riuniti per inquisirla. Cosa volete che vi dica? Non so di aver fatto male a alcuno, né di aver commesso nessun peccato, e se ho fatto qualcosa di male, l'ho fatto a me stessa, non so cosa dire. Martedì 21 gennaio pare finalmente che l'imputata, dopo averla torturata per giorni e notti, sia disposta a confessare. E allora, metteme zo che vi dico tutto. Non spero che voi capiate, perché ci sono dei passaggi anche in dialetto. E comincia a raccontare che una volta erano state portate in casa a suo marito delle cose rubate, gliel'avevano portate, non l'aveva rubate suo marito, ed erano granaglie, grano perché all'epoca c'era fame, e anche ferramenta e oggetti per lavorare la campagna, tolte dalla casa di un certo Vittore Sommariva. Il marito, contro la volontà di lei, afferma, faceva il ricettatore, riceveva questa roba e poi la vendeva. Poi confessa di aver rubato lei, in compagnia di un fante, una gallina a un certo maestro muratore, eccetera, eccetera. Se sono una striga, che vuol che dica? Ma disemelo. Ma dopo comincia a narrare. Tutto iniziò durante la tempora di maggio, quando una nocte iovis vennero a casa mia a Cavalese 3 pessime ribalde strighe, pure di Cavalese, insieme con una gran compagnia di altre donne. La costrinsero di rinnegare Dio, la Vergine Maria e la Santa Madre Ecclesia, la Chiesa, e di darsi al diavolo in anima e corpo. Naturalmente e dopo anima e corpo al diavolo, e quindi dopo combina delle cose terribili. Partecipava a banchetti con queste sue amiche, banchetti che però non saziano. Gli incontri avvenivano nella notte di giovedì, durante il resto dell'anno, durante le tempora, durante il resto dell'anno, nelle notti di giovedì o di sabato. I banchetti non saziano. Racconta di una quantità enorme di bovini rubati a diverse persone e consumate nei banchetti, però la fame non passava. Oltre a rubare gli animali, che cosa facevano lei e le sue amiche? Facevano ammalare i bambini, e spesso questi bambini morivano. Un'altra volta, sono parole sue, consumarono in compagnia del suonatore di piva, il pivador de Cavalese, un manzo del vecchio Guareschi, avevano fregato al Guareschi, dopo aver cucinato le carni della grossa bestia in una caldaia vuol dire grande. Una volta, presso una fontana, le streghe, lei con le sue amiche, mangiarono 2 porcelli di mastro cristano, al quale sottrassero del vino, portandolo fuori dalla cantina per la finestra, nelle secchie, no? Poi a Piero de Federico consumarono un bel videllin grasso, ne hanno rubato un vitellino grasso, e su alla Val sopra Cavalese fecero fuoco, ballarono e si trastullarono amorevolmente con il diavolo. A Tesero, sopra un colle, fecero pasto di una vacca tolta a quei del Zorzis, e questa volta era con loro la Valeria Zirola. Sentite che continua ad allargarsi la cerchia delle indiavolate. Altre volte a Tesero il demonio aprì loro la casa di maestro Bonfiolo, e di là tolsero un bambino cui mangiarono niente poco di meno che il cuore, e gli succhiarono il sangue, mettendogli poi al posto del cuore uno stoppaccio di cenci, per il che, ammalatosi, il bambino andò poi a morire. E vi risparmio tante altre feste sotto il noce, eccetera. Però vi voglio raccontare una cosa, che spesso guidava le loro processioni, le processioni che queste donne facevano, al seguito di una donna che si chiamava la signora del gioco, perché loro definivano questo celebrare, queste celebrazioni, il loro gioco.
E questa signora del gioco era la loro maestra praticamente. Sabato 15 marzo in Villa Cavalesi, Super Platea, 15 marzo del 1505, mi dimenticavo di dirvi, si consuma l'atto finale. Leggiamo negli atti del processo. Ibique congregata erat tota communitas vallis Flemarum. Era tutta congregata, riunita, la gente della comunità della Valle di Fiemme. Tam mulieres, tanto donne, quam homines, quanto maschi, juvenes et senes, totius districtus vallis Flemarum, tam in jurisdizione, quam extra, tanto della giurisdizione quanto è oltre i confini, sia nobili quanto non nobili, ignobilium, et ubique e dappertutto massima moltitudine di gente era congregata, era lì. Sul palco c'era il vicario, il rappresentante del principe vescovo di Trento Udalrico IV, lo scario, cioè, e i giurati spesso erano della gente dei paesi. Fu letta la sentenza che condannava a morte Giovanni dalle Piatte, la Margherita dell'Agnola e le altre donne che erano state processate con lei tra gennaio e febbraio. E vi leggo i nomi perché voglio ricordarle se lo meritano. Ursola Strumechera di Trodena, Margherita Tessadrella di Tesero, Ottilia della Giacoma di Predazzo, Margherita da Poschiavo, Elena la Serafina di Varena. Era stata processata anche Dorotea, detta la Zena, ma il giorno del suo interrogatorio e quello della sentenza, sapete cosa era successo? Era morta per le torture subite. Lasciamo questi processi di Cavalese e veniamo un po' più vicini a noi, qui a 3 centimetri da Bolzano, a Fiero Sciglia. Qui ci furono dei processi una tornata processuale che durò tra il 1506 e il 1510. Vedete che sono contemporanei, quello di prima 1505, subito dopo il Malleus Maleficarum praticamente, no? E qui anche vi voglio leggere alcuni passaggi degli atti processuali che ho tradotto. E mi fa piacere ricordare un personaggio straordinario fra le tante, non voglio far torto a nessuno, ma insomma Anna Jobstin merita di essere ricordata. E qui vi leggo dai Giochi delle Streghe, che sono qua, i Giochi delle Streghe, ecco qua, Fiero Sciglia. Anche qui leggo i nomi delle prime 9 imputati, la Anna Jobstin, la Juliane Winklerin, la Katharina Haselriederin, la Katharina anche Moserin, la Messnerin vuol dire la sagrestana, della chiesa di San Cristanzo, la Anna Mjollerin, la Anna Oberharderin, la Magdalena Aspnerin, la Cunigonde Bodenlandin. Le prime 2 furono processate nel 6 e le altre nel 10. Il processo, io sono stata dove c'è ancora il castello, il processo fu fatto a Presule di Fie, nel castello Prösels Colonna, dove risiedevano i signori di Colonna. Andando su, il castello lo si vede sulla destra, è evidentissimo, e lì venivano processate, il Castel Presule venivano processate le streghe, perché lì aveva sede il Malefizgericht, cioè il tribunale dei malefici. Vi leggo sempre da questo processo il viaggio di Anna Jobstin, che viene definita la regina del Sabba. Durante la tortura, ripetutamente sollecitata a dire quanto ricordi dalla sua infanzia fino al giorno del processo, Anna risponde di non saper cosa dire. A un certo punto urla: tiratemi giù che vi dirò tutto, dice infine dolorante. Dunque, il giudice, 34 anni fa, era una notte di giovedì, stavo tornando da Landeck, che è in Austria, no? Dove ero stata a pascolare i maiali. A un certo punto mi sentii tutta avvolta da uno strano brusio, come una specie di ronzio nella testa. Era un rumore che veniva su dalla terra e veniva su verso di me, e sentivo intorno al corpo come se avessi avuto tanti veli che mi avvolgevano. Mi sentivo come schiacciata, come se il cielo e la terra mi venissero addosso.
Poi ero leggera e lentamente sentivo che i piedi non toccavano più la terra. Mi sentivo sollevata di peso, infatti, e senza che facessi niente ritornavo indietro verso Landeck, dalla strada dove ero venuta. Era il diavolo che ti trasportava? Chiede Berchtold von Lafay, il giudice, persona realmente esistita. Non so chi era, è stato solo un momento. Viene invitata a ricordare bene, se non vuole essere nuovamente torturata. Fu subito messa a terra, sul ciglio della strada. Chi ti mise a terra? Incalza il giudice. Non so, io volavo nello spirito. Nello spirito del diavolo? Non so, ma sentivo che qualcosa mi toccava le gambe. Il giudice chiede all'imputata se abbia avuto rapporti sessuali con il diavolo. Prima, pensate, rapporti sessuali con il diavolo. Prima Anna Jobsin tergiversa, poi sarà stato il diavolo che mi toccava le gambe, e se volete che vi dica di più, vi dico che non era neanche solo. C'era un codazzo di gente con lui, non so se di gente viva o morta. Invitata a confermare quanto prima aveva confessato, Anna assicura di aver detto la verità. Chi sono le tue compagne? Deve fare i nomi, chiede Berchtold von Lafay. Non ho compagne di viaggio e non ho fatto mai nulla di male. Chi ti fece conoscere il diavolo la prima volta? Non mi ricordo, è stato tanto tempo fa, ero molto giovane. A quel tempo andavo a servizio a Silandro, anche a Tisens e qui vicino a Castelrotto. A Castelrotto sono stata a servire 4 anni dai Mülzer e dopo per 6 anni da Zwingensteiner a fare i mestieri di casa. Dallo Zwingensteiner veniva la Els, ora morta, una serva che lavorava a Trosburg, e continua con i nomi. Il giudice vuole sapere come si fa il viaggio, ma Anna elude la risposta. La Els sapeva tante magie, anche quella del latte. Una volta mi ha lasciato vedere come si faceva. Bisogna andare dove una grande strada si biforca in due. Noi siamo andati al bivio della Stanga, che è il confine del Dazio, era il confine del Dazio, e lì mi ha detto di cercare un bastone buono, grosso e dritto. Il bastone è la prima cosa che bisogna avere. Dopo bisogna cercare nel prato 5 erbe, anzitutto un rametto di salvia, che però deve avere anche i fiori. È meglio se i fiorellini sono tanti. Dopo servono 2 rametti di aconito e è meglio se sono di 2 specie diverse. Dopo si cerca un rametto di tasso barbasso, si mettono insieme i rametti, alla fine si deve cercare un po' di erba crassula. Queste erano le erbe medicinali, che però con le quali però lei fece il maleficio, secondo quello che le fanno confessare sotto tortura. Quando si hanno tutte le 5 erbe si va nel mezzo del bivio e si mettono a terra. Bisogna avere un guanto e infilarlo nella mano sinistra. Deve essere assolutamente la mano sinistra, se no la magia non funziona. Con questa mano bisogna battere forte le erbe, invocando, cioè chiamando, tutti i diavoli. Con la mano destra, senza guanto, bisogna raccogliere le erbe che prima sono state battute con forza col bastone, sollevarle in alto sopra la testa e poi bisogna metterle in terra. Non però in un posto qualsiasi, deve essere un ceppo e bisogna infilarle dentro nel ceppo in 3 fessure, ripetendo tante volte l'offerta al diavolo. A questo punto bisogna prendere un coltello e dire: in nome di tutti i diavoli, dà latte quanto ne hanno bisogno, e intanto piantare la lama nel centro del ceppo. Questo latte non sarà buono e chi lo munge non potrà quindi utilizzarlo. Questo latte è magico, è magico nel senso che la magia che contiene, con la magia che contiene si sottrae a qualcuno a cui si vuole fare del male. È latte rubato a qualcuno. Vabbè, come si rovina il latte, poi racconta la storia dell'unguento col quale fare i massaggi che naturalmente poi fanno male, fanno morire, e tanti altri riti che vi risparmio perché il tempo è quello che è, insomma, no? Questi processi di Fialo-Schiller, vedete, i processi di Fialo-Schiller sono molto variegati, pieni di spunti interessanti, angosciosi. A me
a me hanno messo e mi mettono l'angoscia anche quando li rileggo. Voglio raccontarvi ancora il processo di Sarentino e poi quello della Val di Non. Allora, il processo di Sarentino fu fatto contro una strega celeberrima ancora oggi i vecchi della valle raccontano, io sono stata a parlare, che la Pachlerin faceva piovere sassi misti a pioggia e a grandine e indicano con la mano verso Vindland, la località di Sarentino dove la donna abitava con il marito. Barbara Pachlerin fu bruciata viva il 28 agosto 1540 a Oettenbach. Sono stata anche lì, a Rio de Janeiro, un rio tranquillo, non mi sembrava niente di Rio deserto si chiama in italiano, che era allora il patibolo di Sarentino. Qui infatti si trovava la forca dove venivano normalmente eseguite le sentenze capitali per coloro che si erano macchiate delle colpe più infamanti, non solo di stregoneria. Non si sa quanti giorni sia durato il processo, ma non sembra sia stato un processo frettoloso, perché dal verbale conclusivo ricavo l'impressione del succedersi di parecchie sedute. Sembra di capire che la casa della donna sia stata perquisita, perché nella sentenza si legge che la strega doveva essere bruciata con le sue pomate e strumenti magici, che erano manici di scopa e pale che usava per volare. Non si sa nemmeno se oltre al marito, sentito all'inizio del processo come teste, siano state sentite altre persone a suo carico. Il processo fu celebrato nel castello, anche questo, nel castello di Sarentino a Rheineck, il maniero che ancora oggi si vede sul bello spiazzo erboso a destra entrando in paese, nel quale avevano sede il tribunale e le prigioni per gli imputati in attesa di giudizio. Vi risparmio i nomi della giuria, che sono tutti molto interessanti. Il marito si chiamava Kunz Pachler, che lo avevano chiamato e torturato perché denunciasse sua moglie. A un certo punto, quando l'ha denunciata, lui esce di scena e non se ne sente più parlare. Adesso entra in gioco la Barbara Pachlerin, che è chiamata Pachler-Zottel, viene chiamata la Unholdin, la megera, la malvagia, viene insomma definita con dei soprannomi volgari, insomma. Che cosa faceva questa povera donna? Faceva un unguento con il quale massaggiava le persone dove avevano male e poi queste qua morivano. Poi vi racconto che cosa ha fatto con un paio di amiche, con Margarete e la Rainerin. Questo è testuale, è tradotto dagli atti processali. Spesso questi atti processuali sono incompleti, mancano delle pagine, lì bisogna mettere puntini di sospensione. Qui questo passaggio è testuale. Con Margareta e la Rainerin aveva stregato e ucciso diversi bambini, confessa. Andavano fuori, cioè in volo, presso le dimore dei bambini e mentre dormivano li rapivano dalla culla. Naturalmente tutto ciò avveniva con l'aiuto del diavolo. Li portavano all'aperto, li dilaniavano, li cucinavano e li mangiavano. Tutto questo provocava loro una profonda gioia. Una notte, nello spirito del diavolo, era andata in viaggio, quindi in volo, ad Auen, a Storne Mandel, la consueta località dove si dava il convegno, la compagnia del gioco, cioè la compagnia del gioco delle streghe. Qui, in nome del diavolo, fece una magia a una mucca di Hilder di Vindland. Vindland è quella località che c'è tuttora. Insieme ai convenuti aggredì la mucca. L'animale fu dilaniato con morsi violenti e si accasciò subito a terra. Poi fu consumato. Nello stesso posto uccise un'altra mucca, tutto dopo tortura, nello stesso posto uccise un'altra mucca dilaniandola a morsi. Era appartenuta questa mucca a Siebenförcher. La bestia fu poi naturalmente mangiata. Con la Rainerin e altre donne, dopo aver raggiunto Passo Auen, uccise una mucca di proprietà di un tale di nome Nörder.
L'animale fu poi smembrato e consumato. Nello stesso posto, con la compagnia del gioco, fece una magia ad un'altra mucca, di un certo Dicker. Anche questa mucca fu poi lacerata e consumata. Sempre ad Auen, con la stessa gente ed un'altra volta stregò 2 mucche di proprietà di Kenspacher, ma le mucche stentavano a morire e Barbara dovette più volte scagliarsi contro gli animali nel fantasma del diavolo per riuscire a dilaniarle. Poi furono consumate. Una magia di cui lei era specialista era la magia dei topi. Perché topi? Lei creava tanti topi che poi dopo devastavano le coltivazioni. Dalla madre Barbara aveva preso una magia particolarmente straordinaria, questa che vi ho accennato. Aveva imparato ancora da ragazza a far nascere i topi dal focolare della cucina. Lentamente i topi cominciavano a uscire, radi, pochi, poi in un crescendo vorticoso aumentavano sempre di più e diventavano moltissimi fino a sembrare sciami di api. Dilagavano sul pavimento e di lì si spandevano sul prato, poi avanzavano sempre più e come un'ondata dilagavano in tutta la... Mi piacerebbe che voi vedeste queste immagini dell'epoca, disegni, bei disegni. Ecco qua il diavolo che sorride. Qua. Qua, questa è una bellissima, le tempestarie, qui sono 2 streghe che provocano la tempesta. Qui stanno mangiando e bevendo, queste sono bellissime, ecco, tempestarie, faceva piovere sassi misti a grandine, poi pagine interessantissime, racconta del ruscello della danza, 3 anni prima del processo. Rainer di Gisman, Mörder e Pachler, suo marito, avevano accatastato una grande quantità di legname presso il Tanzbach, il ruscello della danza, un ruscelletto che scorreva vicino al maso dei Pachler. La Pachlerin, la Agnes e la Rainerin, una notte di sabato, andarono presso il corso d'acqua vicino alla casa, invocarono il diavolo di rendere l'acqua del ruscello sempre più grossa. In tal modo avrebbero costretto i vicini ad una sfacchinata terribile per togliere la legna dal prato ed evitare di farla travolgere dalla piena del ruscello. Questo era il progetto delle 3 donne, ma la Barbara si defilò prima che la magia fosse compiuta e mentre se ne andava a casa le compagne completarono il rito del sortilegio. Aveva cambiato idea, si era pentita e non voleva più presenziare al malanno che stava per accadere. Se ne andò quindi a casa lasciando sole le altre 2. Il sortilegio riuscì, quindi lei. L'acqua divenne torrenziale, crebbe paurosamente e aumentò, tanto che a Rainer, Mörder e Pachler andò perduto tutto il legname travolto dalla piena del torrente. Mi piacerebbe raccontarvi l'unguento di Barbara, come preparavano l'unguento, che poi erano i medicinali dell'epoca, e se andava male vuol dire che l'aveva fatto una strega. Poi qui abbiamo la storia d'amore di Barbara col diavolo. Confessò di aver avuto ripetutamente come amante il cattivo nemico. La natura del diavolo, cioè il rapporto sessuale, però era fredda. Dichiarò inoltre che la Schussin, la vecchia suonatrice di lira, di Wangen, aveva cominciato a praticare la magia molto prima di lei ed era entrata nella compagnia delle streghe 30 anni prima. Ammise inoltre di non essersi mai confessata, di non aver mai detto al sacerdote questi suoi peccati, cioè di non aver mai detto nulla delle sue pratiche malvagie durante la confessione. Ciò in onore, per rispetto del diavolo, perché la compagnia delle streghe, per poter continuare ad operare, deve continuare ad essere una società segreta. Vi leggo la sentenza di questo processo della Barbara Pachlerin. Oggi, 28 agosto 1540, Barbara Pachlerin è stata condannata a morte per maleficio. Barbara Pachlerin è stata riconosciuta colpevole per aver ipotecato la sua vita compiendo azioni magiche e perciò in base al vigente ordinamento territoriale per il Tirolo, benignamente emanato nel 1532, deve essere condannata a morte. L'esecuzione viene affidata al boia di Merano, il quale porterà la Pachlerin a Oettenbach, dove si trova il luogo riservato alle esecuzioni capitali.
per lì tradurla dalla vita alla morte con il fuoco. Il suo corpo dovrà essere bruciato, trasformato in polvere e cenere. La perfida strega sarà bruciata insieme ai contenitori dei suoi unguenti e dei suoi appoggi, i tronchi sui quali si diceva che volava. Ecco come manici, scope e pale che erano stati trovati presso di lei e che erano stati da lei usati per i suoi diabolici voli. E questo è una brevissima sintesi del processo di Sarentino. Vi dico ancora qualcosa dei processi della Val di Non dal 1612 al 1615. Qui praticamente fu inquisita tutta la valle, fu un processo itinerante attraverso 22 villaggi, i cosiddetti paesi delle streghe, accusate di aver procurato malattie con erbe magiche, di aver sottratto beni e di aver fatto malefici molto, molto simili a quelli che vi ho letto. Vi leggo i paesi coinvolti. Esistono ancora: Cles, Bresimo, Preghena, Cis, Dambel, Cloz, Vasio, Seio, Fondo, Malosco, Ronzone, Salter, Casez, Banco, Taio, Tres, Smarano e Corredo. Ecco, questi erano i paesi coinvolti. Fu un istruttore itinerante lungo tutti questi paesi. A Bresimo le donne, abbiamo nome e cognome delle donne inquisite: a Casez, Dorotea, moglie di, a Cis, Catarina, bla bla bla, a Cles, una serie di donne, la moglie di Antonio Zamblat, Veronica Morati, eccetera, eccetera, a Cloz, Catarina, bla bla bla. Proprio vedete che qui, insomma, la Val di Non andava assolutamente ripulita da questa sciagura delle streghe. E i personaggi pubblici furono Don Giovanni de Ramponi, inquisitore, parroco di San Zeno; Giudice Barbi era un nobile di Corredo; la Pillona fu una strega di Romeno; la Gadenta fu una strega famosissima di Bresimo; la Caterina de Pedrizzi, cioè i personaggi più significativi, insomma, detta la Castellana; un ufficiale, Pasquino, uno sbirro; l'ufficiale Zambono, altro sbirro; Antonio Furlan è un uomo che accusa. Ecco, questi sono alcuni personaggi tra i più famosi. Che cosa facevano a Romeno? A Romeno c'erano i crivellatori, e che erano esperti per buttare il crivello, cioè nell'individuare con il sistema della rabdomanzia, cioè un sistema magico, dove stessero nascoste le cose rubate, e si usavano 2 verghe disposte a forcipe e sistemate all'interno di un tamis, cioè un setaccio della farina. Dal movimento delle verghe nel setaccio individuavano se la refurtiva fosse stata occultata, cioè nascosta, in qualche nascondiglio, sotto il pavimento, una panca o sotto un mucchio di strami. Poi la Pillona di Romeno che cosa ha fatto, la Gadenta di Bresimo che cosa ha fatto, tutte queste qua, ci sono di tutte queste donne qua, queste donne, molte furono accusate di avere prodotto malattie anziché averle curate le malattie. Allora una di queste fu la Buzzada che era espertissima, era in realtà una medichessa, ma le andarono male delle cure e quindi fu processata come strega. Ecco, poi quando una donna aveva un aborto, di solito si cercava di individuare se una strega le avesse fatto il maleficio. Infatti qui si parla in questo processo qua a San Zeno che una strega aveva provocato un aborto. Poi altre malattie sempre con erbe magiche.
non so, la Pillona fa uso di miglio santo per curare il mal verde, cioè l'itterizia, il mal di fegato, no? Con uno zolfo, con un po' di salvia, la tronella di Quetta ha sfantato, cioè annullato una malia che impediva ad una giovane donna di avere bambini. Questa invece ha fatto ha salvato, ha fatto una cura. Con 2 chiodi di garofano, come abbiamo visto nel racconto precedente, hanno provocato l'aborto ad un'altra donna, ad Anna Parolini. Con la ruta, l'erba ruta, con la maggiorana e con la malva si preparavano medicine efficaci. Insomma, qui in Val di Non erano medichesse, io da quello che ho capito. E insomma, condannate e bruciate. Vi ho letto qua alcune pagine, alcuni passi di questi 4 grandi processi tirolesi di 99 che però potete trovare, di cui potete trovare la sintesi in questo libro qua, i 99 processi. Ecco, tabella dei processi. Io dei processi ho sempre, dagli atti processuali, ho sempre messo il procedimento, la sentenza, tutte le fonti da cui sono ricavati. Ecco, procedimento, sentenza, le fonti, di modo che chi vuole andare a controllare ha sempre i riferimenti bibliografici. E sono 100, ovvero 99 per essere precisi. Spero che la cosa vi sia piaciuta, che sia interessante, e comunque questi libri si trovano da comprare, volendo si trovano o presso la nostra casa editrice, la Praxis, qui a Bolzano, o se volete in lettura, semplicemente in lettura qui in biblioteca. E comunque i libri sono ancora attuali e in vendita, tranquillamente li potete comprare, leggervi con la massima calma e soprattutto meditare su queste cose, perché sia pure considerando che i tempi sono cambiati, che la scienza è intervenuta eccetera, però anche oggi bisogna evitare di voler male alle persone e fare del male agli altri. Allora si facevano le stregonerie, oggi si fanno altri mali, oggi ci sono altre tragedie, non so, non voglio pensare alla mafia, non voglio pensare a mali che vengono prodotti dalla cattiveria umana. Spero di essere stata interessante e vi saluto con un abbraccio a tutti.